è impossibile. Qui non si sta parlando di cose private o di proprietà del Vaticano o dello Stato Pontificio, si parla di un bene universale che appartiene alla città e appartiene al mondo e che sta all'aperto da secoli e che può essere giustamente restaurato e anche riprodotto per farne gli usi che vogliono loro, ma l'originale sta all'esterno, punto. Questione di regole e di rispetto dei ruoli. È lapidario Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla cultura del governo Meloni, che sulla statua equestre al Gattamelata di Donatello, che nel disegno della delegazione pontificia al termine del restauro dovrebbe essere spostata al Museo del Santo e sostituita sul sagrato da una copia, desidera ripristinare i termini di correttezza istituzionale. Si parla di scienziati che dovrebbero decidere, non decidono gli scienziati, decide lo Stato e decide la sovrintendenza. Io ho semplicemente richiamato in modo molto semplice le regole e i dati precisi che non possono essere rovesciati. Il comitato può essere utile, gli scienziati, parola che non capisco bene cosa significa, saranno una parte tecnici del restauro. Chi li guida? Quando c'è un restauro, chi lo guida? La sovrintendenza. È improvvisamente cambiato qualcosa? Perché questa cosa parte non da Magani, a cui ho dato pieno mandato, ma parte dal delegato pontificio, perché hanno in mente qualcosa di assolutamente inaccettabile, di fare un museo, cosa che è giusto fare quando devi ricoverare delle opere che non sai dove mettere, ma quella è nata lì ed è uno dei 10 monumenti nazionali vincolati. Un plauso all'encomiabile opera di restauro avviata, coordinata dalla soprintendenza con al vertice Fabrizio Magani, arriva da Sgarbi, che sulla copie al museo puntualizza. All'interno abbiamo messo in modo ridicolo e penoso il Marco Aurelio, di cui ho fatto un'orripilante copia, che tra l'altro gli archeologi sapevano benissimo non fosse necessaria. Cioè il bronzo è fatto per stare all'aperto, exegi ere perennius, quindi non riesco a capire, la discussione non esiste, non c'è, non è che io personalmente, a parte che sono un critico d'arte, sono uno studioso del Rinascimento, ma qui non è in gioco il mio parere, io sono il rappresentante del Ministero, quindi il Ministero che indica al sovrintendente il percorso che il sovrintendente sa meglio di me. Quindi la responsabilità di tutto è del sovrintendente, lei sta chiamando me perché io mi sono espresso, ma quello che leggo, facciamo un museo, il sindaco dice facciano un museo e ci mettano le copie, bellissimo, un museo delle copie.